with my baby last night. Now it's early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. Al fine di rafforzare la presenza del marchio d'aria e la sua diffusione, il Libero Consorzio della provincia di Agrigento ha partecipato con un suo spazio espositivo alla fiera denominata Tutto Food, svoltasi a Milano dal 3 al 5 maggio. Tutto Food rappresenta una vetrina per aziende e operatori del settore alimentare dei prodotti di qualità presentati dalle aziende italiane ed estere di dolci, salumi, carne, surgelati, prodotti lattiero-caseari, oli e bevande. Un'occasione quella di Tutto Food per scoprire le idee innovative di questi settori e far incontrare i produttori con la distribuzione. A rappresentare il marchio d'aria del Libero Consorzio della provincia di Agrigento la dottoressa Maria Antonietta Testone, che ci ha tracciato un bilancio di questa esperienza. Il marchio d'aria è presente anche appunto a questa fiera che devo dire ha un livello di eccellenza di non poca portata. È chiaro che il marchio d'aria si inserisce in questo contesto sotto l'aspetto agroalimentare, infatti sono presenti dei produttori della nostra provincia che hanno avuto l'opportunità di presentare chiaramente i loro prodotti, ma anche di incontrare operatori di settore attraverso degli appuntamenti anche precedentemente concordati, perché purtroppo anche noi come provincia di Agrigento chiaramente soffre la perifericità dell'aspetto territoriale del territorio, e quindi la fiera rappresenta anche un modo attraverso cui incontrare molto più facilmente i clienti e quindi veramente concretizzare dei rapporti commerciali importanti. Ecco, Tutto Food è la fiera dell'alimentazione, per cui c'è stata anche una varietà di presenza delle aziende. Sì, infatti c'è stata una varietà di presenza abbastanza eterogenea, infatti c'è sia l'ittico conserviero di Sciacca, pasteifici diciamo locali, oleifici, ci sono delle aziende, insomma la Carlino per esempio di Sciacca, Campobello di Licata c'è un oleificio, diciamo sono delle realtà che nel nostro territorio sono consolidate, però è chiaro che il produttore deve anche saper approfittare ed ottimizzare le risorse che un ente pubblico in questo momento di grande sofferenza mette a disposizione. È chiaro che la partecipazione gratuita a queste fiere è una cosa molto importante che deve essere sfruttata da parte degli operatori di settore. Certo, poi deve essere sempre la capacità imprenditoriale dell'imprenditore a cercarsi di imporsi nel mercato. Esatto. Uno dà l'opportunità con la presenza qui allo stand, perché chiaramente da solo costerebbe tanto partecipare, invece grazie al marchio d'aria ecco, c'è questa presenza, poi è l'estro, l'inventiva, la creatività del produttore a cercarsi nuovi mercati. E questo rappresenta un modo per ammortizzare chiaramente le spese. Il marchio d'aria, sul marchio d'aria bisogna fare ancora un lavoro capillare sul territorio, perché deve essere molto più presente sul territorio, perché non tutti ancora i produttori hanno saputo di queste opportunità che la provincia riusciva loro a dare. Quindi io spero che questo progetto possa continuare anche nel tempo e che non si limiti diciamo, al discorso temporale e quindi si concluda a settembre. Mi auguro che questa sia un'opportunità che possa essere protratta nel tempo. Vorrei dire che in contemporanea c'è questa presenza qui diciamo, a Tutto Food, ma nel frattempo nel nostro territorio c'è anche diciamo, una presenza, si lavora anche sul concreto, ci sono diversi buyer che oggi sono a Bivona, stanno visitando diciamo, le terre sicane per vedere che tipo di offerta offre il nostro territorio, ma lo sono stati anche qualche settimana fa, sono stati ad Agrigento, a Menfi, dico c'è anche questa spinta che il marchio d'aria sta dando con dei buyer che vengono nel territorio e visitano il territorio. Sì, infatti contemporaneamente alla presenza in questa fiera in questi giorni sono circa 20 buyers più internazionali che si trovano nella parte interna della nostra provincia, nella zona dei Monti Sicani. Chiaramente gli si dà la possibilità di conoscere in
maniera dettagliata e puntuale il territorio, le opportunità che questo offre in termini di ricchezza anche monumentale, naturalistica. Adesso sono presenti nei Monti Sicani, sono stati presenti alcuni mesi fa altri buyers, chiaramente diversi da questi, nella zona costiera, e attraverso anche dei workshop e degli incontri B2B tra operatori di settore, nel settore chiaramente turistico, e i buyers appunto internazionali. Diciamo che è un progetto che si muove in termini, diciamo, che dà concretezza alle azioni, e quindi diciamo che poi dovrebbero attraverso questi interventi e queste iniziative avere l'opportunità di concretizzare veramente dei rapporti, diciamo, che abbiano un ritorno economico per il nostro territorio in termini proprio più allargati e più generalizzati. Ecco, abbiamo visto che ieri avete fatto una visita Expo 2015, ci sarà la possibilità di una presenza del marchio d'area anche a Expo 2015? Diciamo che ieri abbiamo avuto l'opportunità, trovandoci qua, di fare un primo sopralluogo per vedere come inserirci e dove andare. Ancora dico, è presto per sapere come e quando, però ci sono le condizioni per trovare uno spazio attraverso cui inserire la presenza anche del marchio d'area. Il marchio d'area che chiaramente rappresenta il nostro territorio concretamente, perché non è un'astrazione. Il marchio d'area chiaramente è una risorsa che deve cercare di valorizzare tutte il nostro territorio in termini, diciamo, di filiere di eccellenza agroalimentare, turistiche, alberghiere, strutture ricettive. Quindi diciamo che attraverso il marchio d'area si tende a generalizzare, a valorizzare il nostro territorio. Attraverso il marchio d'area Agrigento, terra di storia, natura ed enogastronomia, si vogliono raggiungere molteplici obiettivi: creare un'offerta turistica riconoscibile e integrata, mettere in rete, valorizzare e diffondere le esperienze eccellenti, migliorare la qualità e l'organizzazione dell'offerta turistica e dei servizi connessi, promuovere nuove forme di scambio, incontro e collaborazione tra gli operatori economici locali, incentivare la produzione di beni e servizi tipici e votati alla protezione ambientale, promuovere il dialogo unitario con altri sistemi territoriali. Il percorso è finanziato nell'ambito del POFESR 2007-2013, marchi d'area club di prodotto, itinerari intorno alla valle, strade del vino Terre Sicane, Valle del Platani e Monti Sicani. Dottore Guarasci, presente a questo Tutto Food, lei è presente qui come dirigente responsabile della SOAT di Agrigento, è presente anche come assessorato all'agricoltura, ora qui una visita al marchio d'area di Agrigento. Un suo parere su questo evento, sull'importanza di questa manifestazione? Sì, Tutto Food credo che sia uno degli eventi più importanti a livello nazionale, laddove la domanda si incontra con l'offerta, ed è una domanda selezionata perché nell'ambito di questa manifestazione, che tra le altre cose è esclusivamente per addetti ai settori, c'è il mondo dell'agroalimentare sia a carattere artigianale sia a carattere industriale, che si incontra con i buyers, che si incontra con tutti i canali commerciali al fine di promuovere e al fine di trovare nuove posizioni di mercato. E un appuntamento come questo credo che la Regione Sicilia doveva essere presente. Ed è presente in tutte le sue sfaccettature, è presente come regione, quindi nei due assessorati, attività produttive, e l'assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, è presente anche con le province, è presente, siamo qua per ora nello stand della provincia regionale di Agrigento, che sta portando avanti questa azione di promozione e valorizzazione non solo dei prodotti agroalimentari ma anche del territorio, perché è chiaro che i prodotti agroalimentari in un territorio sono la parte terminale, però a monte la cosa importante è il territorio, e quindi questa sinergia, questa promozione che riguarda territorio e ambiente e i prodotti che ci sono in un determinato territorio. Credo che la provincia di Agrigento, ora qui faccio la parte del leone perché essendo anch'io della provincia di Agrigento, non abbia niente da invidiare per quanto riguarda le produzioni di eccellenza, presenza di numerose DOP e IGP nella nostra provincia,
presenza di tantissimi presidi slow food, quindi una produzione di qualità che ha una sua identità ben particolare, radicata nel territorio, legata alle tradizioni di produzione, di lavorazione prettamente artigianali. Il nostro territorio esprime questo, esprime delle risorse che sono delle eccellenze veramente, sono delle perle e che si legano anche ad una storia che nasce nel 576 a.C. con la vecchia Kragas e poi con tutte le popolazioni che si sono susseguite, tutte le dominazioni che sono state un arricchimento culturale, un arricchimento, un patrimonio veramente di qualità, di eccellenza che oggi possiamo ben vantare e possiamo portare avanti. Ritornando al discorso dell'aspetto promozionale, oggi noi come Assessorato Agricoltura siamo presenti con uno stand di 17 aziende, è una collettiva che ogni anno la nostra amministrazione presenta e cerchiamo di essere presenti anche per permettere alle aziende, laddove oggi sappiamo benissimo le condizioni economiche non lo permettono, di dare questa opportunità, di essere presenti in una vetrina che è una vetrina molto importante, una vetrina che permette, ripeto, di incontrare il mondo della produzione con la commercializzazione e quindi con il consumatore finale. I went to a breakfast joint to get something to eat. The waitress looked at me and said, "You sure look beat." I told her it's early in the morning. It's early in the morning. Oh, the morning. It's early in the morning. Leonardo Di Stefano, rappresentante di un'azienda di eccellenza del nostro territorio, esattamente di Favara, che produce alimenti dietetici. Come si caratterizza la vostra produzione? Cosa fate? E questa presenza qui al padiglione del marchio d'aria Tutto Food? Intanto io volevo ringraziare la provincia regionale Agrigento che ci dà questa opportunità di essere presente in questa grande vetrina che è una vetrina internazionale. Oggi possiamo dire che ci stiamo facendo conoscere un po' per tutti gli importatori, gli esperti che sono nel settore, che vengono e chiedono delle informazioni. Detto questo, la nostra produzione è caratterizzata, noi abbiamo un'azienda artigianale, facciamo tutto con grande manodopera, grande professionalità. È da 15 anni che abbiamo iniziato questa attività e ci rivolgiamo a un mondo del celiaco, l'alimentazione particolare, un'alimentazione che facciamo sia senza glutine che anche la proteico. Ed è un mercato di nicchia molto piccolo, però grazie all'istituzione come la provincia di Agrigento ci dà questa opportunità di presentarci in una vetrina internazionale. Voi avete anche un'autorizzazione del Ministero della Salute? Sì, siamo stati autorizzati dal Ministero della Salute, siamo l'unica impresa, direi, da Napoli in giù che abbiamo un'autorizzazione sanitaria alla produzione di alimenti dietetici, sia senza glutine che anche proteici. Abbiamo un pastificio e un laboratorio di produzione di dolci e salati. Il nostro obiettivo è di portare al consumatore di assaggiare tutti i prodotti tipici siciliani anche a chi non ha la possibilità del celiaco che potrebbe consumarli normalmente. E con la distribuzione come avviene del prodotto? La distribuzione la curiamo noi stessi, noi produciamo, noi distribuiamo e noi vendiamo, praticamente accorciamo la filiera, sono diversamente, però purtroppo ahimè devo dire che noi per la Sicilia siamo penalizzati perché per noi è un costo in più venire a Milano sia per i prodotti, per portare i prodotti, sia per farli conoscere. Questo è un grosso handicap per noi, però fortunatamente ci stiamo riuscendo perché la Sicilia, in particolare la provincia di Agrigento, sono dei prodotti del territorio che sono ricercati. Io ho dei clienti anche oltre Italia, sia a Londra, abbiamo fatto anche una fiera in Canada, che non vi nascondo che c'è un'attenzione particolare rispetto a altri territori. La provincia di Agrigento ritengo che sia una provincia vocata alla produzione, alla manualità e anche alla temperatura, il sole, tutto quello che ci dà la natura. Il
panettone di Raffadali dell'azienda Di Stefano è presente qui a Tutto Food nello stand del marchio d'area della provincia di Agrigento. Ne parliamo con Fabiana Principato che rappresenta appunto l'azienda Di Stefano. Ecco, un bilancio di questo Tutto Food. Sicuramente una iniziativa ed è una vetrina per noi siciliani che vantiamo le eccellenze. Siamo in un territorio dove il panettone è nato. Riscontrare da un lato i complimenti, i plausi da un pubblico milanese ma soprattutto estero e sicuramente fa onore alla nostra terra. Siamo un'azienda di produzione dolciaria, vantiamo 3 linee di prodotti, la linea dei prodotti dolciari da forno sono panettoni e colombe, la linea creme da spalmare, il pistacchio, mandorle e nocciole e poi la linea dei semi lavorati per pasticceria e gelateria. Non facciamo altro che rispettare la natura e quindi grazie al signor Di Stefano che è il direttore di produzione prendiamo ciò che la nostra terra offre e così senza alterarne i gusti e le qualità li trasformiamo e li facciamo diventare dei dolci. Quindi diciamo un'evoluzione, un'esportazione, la vostra azienda mira anche su mercati che non sono solo siciliani? Sì, già siamo presenti a Macchia di Leopardo in vari posti, vanno sia all'interno europeo ma anche estero. Adesso sicuramente è un'opportunità per noi sia col Tutto Food e il marchio area e speriamo che possano anche nascere nuove opportunità grazie anche alla manifestazione dell'Expo e che dove il marchio d'aria sarà presente. Come mai lei è qui allo stand del marchio d'aria? Perché si mangia bene. No, io lavoro con il signor Carlino da tanti anni, con le acciughe e così via, e lavoro per il Nord Italia. Ci dà ci faccio un quadro un po' il prodotto, come viene recepito, quali sono i mercati in cui lei opera? Ma i mercati in cui opero sono i mercati tradizionali, i mercati anche di alto livello ed è per questo che appunto sono in questo stand dove la tradizione, il gusto e il prodotto vengono conservati come dovrebbero essere conservati. Il prodotto siciliano diciamo... Siciliano, finché il prodotto siciliano è il prodotto numero 1 al mondo. L'importante è che venga difeso e protetto come prodotto siciliano. Lavoro con aziende siciliane, lavoro con aziende spagnole, cerco le eccellenze di sapore, di cultura e di prodotto. E alcune aziende, come l'azienda Carlino, come altre aziende che posso incontrare, rispondono a questo. L'importante è difendere il proprio prodotto. Ecco, quanto è importante un evento come Tutto Food? Tutto Food è importantissimo nel momento in cui riesce a trasmettere questo messaggio di qualità e di tradizione. L'importante è che noi dobbiamo trasmettere a loro la sicurezza che gli diamo qualità e tradizione. Noi non è la prima volta che partecipiamo a Tutto Food, siamo stati presenti qui fin dalla prima edizione. Quest'anno per la prima volta abbiamo partecipato usufruendo dei servizi della ex provincia di Agrigento e quindi del marchio d'area. Il bilancio è sicuramente positivo perché la fiera Tutto Food ha una location ottimale, ha un'organizzazione che è eccellente e quindi è frequentata da operatori molto qualificati, per cui il bilancio è sicuramente positivo. Ecco, lei cosa tratta in particolare, i prodotti della sua azienda? Io mi occupo di acciughe, di sardine, la mia azienda è presente nel mercato da diverse generazioni, lavoriamo sia in Italia che all'estero, utilizziamo solo prodotto del Mediterraneo e devo dire che anche se con difficoltà la risposta che abbiamo dai mercati è sicuramente positiva. Come si possono superare questi momenti di grande crisi che interessa la Sicilia ma anche un po' tutta l'Italia? Secondo me facendo più sistema, creando delle sinergie tra le aziende, per esempio anche la provincia in questo caso ha dato prova di questo tipo di attività, di questo tipo di sistema. Da soli non si va da nessuna parte, tutti insieme si può fare sistema e si può arrivare, speriamo, lontano.
Nicola Lamanno dell'azienda Antico Frantoio di Sambuca di Sicilia, presente qui al Marchio d'Aria. Ecco, ci parlerà intanto della sua azienda e dei prodotti che state offrendo qui a Tutto Food. Noi siamo dell'Antico Frantoio, come ben detto, e noi produciamo olio e vini di Sicilia. Noi produciamo 2 bianchi e 2 rossi, che sono 2 Nero d'Avola. Abbiamo la linea alta, che è la linea Desio, e la linea diciamo più commerciale, che è la linea il Maestrale. Abbiamo vigneti autoctoni come il Catarratto e quindi il Nero d'Avola, e poi il bianco è un blend di Viognier e Moscato bianco, e poi abbiamo anche l'olio. Olio che è un blend naturale, è di Nocellare del Belice e di Biancolilla, un extravergine appunto. Una valutazione su questa presenza qui al Tutto Food che dà la possibilità di incontro tra domanda e offerta? Diciamo che queste manifestazioni sono sempre molto importanti, perché dà l'opportunità a noi piccoli produttori della Sicilia di metterci in gioco, di comunque conoscere e cercare di approcciare col mercato, a parte quello nazionale ma anche internazionale, quindi diciamo che sono molto apprezzabili queste iniziative, e appunto il Marchio d'Aria ci ha dato questa opportunità. Voi avete già contatti con aziende diciamo fuori il territorio siciliano? Sì, noi commercializziamo i nostri prodotti oltre che in Italia, anche in Europa, Germania, Francia, Inghilterra. Sono stati ben 78.493 i visitatori professionali di questa edizione di Tutto Food, 40,8% in più rispetto all'edizione 2013, e rilevantissimo l'incremento dei visitatori esteri, più 78,7% proveniente da 119 paesi, con una presenza italiana in forte crescita, più 25%. La Kermesse è stato un vero e proprio record di business match. 2.838 espositori hanno incontrato 2.100 top buyer internazionali, rappresentanza di mercati tradizionali USA, Belgio, Canada, Germania, Francia, Giappone, Regno Unito e Spagna, ma anche India, Cina, Brasile, Australia, Medio Oriente e paesi particolari come Svezia, Lituania e Nuova Zelanda. Azienda agricola Lutrappito di Campobello di Licata, che è qui presente a Tutto Food per mostrare la produzione del proprio oro, e ne parliamo con una delle responsabili, Lenia Messana, ecco, che ci farà un resoconto di questa presenza a Tutto Food. Faccio una breve presentazione della nostra azienda agricola, che si trova a Campobello di Licata, appunto in provincia di Agrigento. Siamo a pochi chilometri dalla Valle dei Templi. Disponiamo di un modernissimo frantoio. I nostri prodotti principali sono la produzione di olio extravergine, come potete vedere. Abbiamo il Liolà, così abbiamo preferito dare questo nome in merito alla commedia di Luigi Pirandello, che è appunto di Agrigento, uno scrittore di Agrigento. Il Liolà convenzionale è il risultato di un magnifico blend tra le cultivar più evocate del nostro territorio, che sono la Nocellara del Belice e Moresca, mentre il bio è una monocultivar di Moresca. Sono tipici perché hanno un fruttato intenso e un perfetto equilibrio tra l'amaro e il piccante, quindi si accosta benissimo con qualsiasi tipo di pietanza. Siamo qui presenti per far conoscere ovviamente i nostri prodotti, che sono di ottima qualità, nella speranza di poterli divulgare, insomma, al di là dei confini del territorio italiano. Sì, e farlo conoscere, soprattutto per insomma, inserirlo nei vari contesti al di fuori del confine italiano.
Santo Sabella, responsabile della Creadoc, qui a Tutto Food porta le sue eccellenze, le eccellenze del nostro territorio, i cannoli, tutto quello che è la produzione della pasticceria nostra locale. Cosa pensa anche di questa iniziativa della presenza qui del marchio d'aria ad Agrigento? Sì, anche questa volta siamo presenti al Tutto Food, quindi da San Biagio Platani, dalla Sicilia, portiamo qui a Milano al gusto e al palato di tutto il mondo le cassate e i cannoli siciliani. La nostra azienda, credo, è un'azienda molto giovane, ma che produce prodotto tipico siciliano, che vanno dalle cassate e cannolo, il re e la regina, così chiamati dalla pasticceria siciliana. Abbiamo riscosso grande successo perché è stato molto apprezzato e apprezzato. Il nostro è un prodotto congelato, surgelato e esportiamo in tutto il mondo. Per noi è una grande soddisfazione perché da un piccolo paese dell'Agrigentino riusciamo a conquistare veramente tutti i mercati del mondo. A noi è un orgoglio come azienda, la Creadoc, che insieme a mio fratello Roberto Sabella abbiamo voluto scommettere su questo settore perché noi ce lo siamo inventato con le parti territoriali. Una grande soddisfazione, dicevo, non solo per noi, ma da questo piccolo paesino, il paese degli Archi di Pane, portiamo e esportiamo quindi anche l'identità dei sambiagesi attraverso questa imprenditoria giovane dove noi ci crediamo tanto, nonostante la situazione, la posizione geografica che un po' ci danneggia anche nel mezzo di trasporto, però oggi siamo qui presenti al Tutto Food a Milano, che è veramente la vetrina di tutti i prodotti siciliani. A questo punto vedo che c'è anche pure qui, abbiamo la soddisfazione di ammirare anche il marchio d'aria Agrigento con tutte le tipicità dei prodotti del nostro territorio. Dal vino, quindi tutti i prodotti enogastronomici, dai formaggi, dalle marmellate, dalla pasta, da tutto ciò che veramente rappresenta e identifica questo nostro territorio, quindi ci dobbiamo credere, ci dobbiamo scommettere e dobbiamo unire tutte le forze, fare un sistema e insieme crederci e lottare per far sviluppare questa terra che nonostante le difficoltà però ha grandi risorse e dobbiamo veramente sostenere. E chiedo a tutti coloro i quali sono titolati a volere sostenere, quindi di investire su quanto riguarda la promozione dei prodotti tipici, di fare più fiere sul mercato internazionale per dare la possibilità a tutti gli agrigentini, in questo caso attraverso il marchio d'aria, dove molte aziende partecipano con la pasta, con i formaggi, con le marmellate, con il vino, con l'olio, tutto ciò che veramente rappresenta questo nostro territorio dove c'è arte, cultura, storia, dove abbiamo grandi risorse ambientali, archeologiche, con la città di Agrigento, ma anche dei paesi limitrofi, dove ci sono delle realtà vere ma che hanno bisogno anche di un supporto economico attraverso l'attività produttiva, l'agricoltura, tutte le assessorati che possono, il turismo, di dare veramente, mettere insieme, fare sistema e rilanciare questa nostra terra che ha grande potenzialità e dobbiamo veramente scommetterci e crederci, perché questa è la nostra grande scommessa, di dare al mondo, far conoscere al mondo i nostri prodotti che sono veramente qualcosa di particolare, di unico e che dove c'è il sole, il mare, la terra e i prodotti tipici che identificano questa nostra terra, quest'area, questo marchio d'aria Agrigento. Paolo Licata, responsabile dell'azienda Campodoro, qui al Tutto Food, allo stand del marchio d'aria, che è un'azienda che ha aderito al marchio d'aria. Cosa avete offerto? La nostra azienda già espone in questa manifestazione da diversi anni, in tutte le varie edizioni che si sono susseguite negli anni. Quest'anno abbiamo visto che abbiamo incrementato il numero dei visitatori che sono arrivati al nostro stand, abbiamo avuto un incremento di oltre il 40%, ma tutti di operatori esteri. Vengono a gustare le nostre specialità che facciamo a Sciacca, con il marchio Villarreale Supreme, che includono pesti, patè, condimenti che ormai facciamo da 27 anni nel nostro territorio utilizzando materia prima che viene principalmente dalla provincia di Agrigento ma anche da tutta la Sicilia. Esportiamo in oltre 32 paesi in tutto il mondo e le nostre specialità vengono distribuite principalmente nei negozi di gastronomia, enoteche e negozi specializzati. Anche in questa edizione abbiamo partecipato a un concorso
al Tutto Food Innovation Awards. Siamo stati selezionati, ieri abbiamo vinto il premio per una specialità che produciamo da 6 mesi con una ricetta innovativa che in pratica è il cannolo siciliano spalmabile, proponendo appunto la ricetta di questo prodotto in versione in vaso, disponibile a tutti i consumatori di tutto il mondo, con ricotta, cioccolato e le scaglie di cannolo spalmabile appunto per la colazione o per farcire panettoni. Tutto Food Innovation Awards è uno dei tanti premi che per fortuna riceviamo ad ogni manifestazione che partecipiamo in tutte le fiere del mondo. Siamo con Giuseppe Viola, responsabile dell'azienda agricola Viola, e presente anche qui al Tutto Food. Un bilancio di questa vostra esperienza? È un bilancio certamente positivo, perché grazie alla provincia di Agrigento e soprattutto al marchio d'Aria siamo ancora presenti dopo Vinitaly e dopo Berlino, anche qui a Tutto Food a Milano. Un bilancio positivo anche perché abbiamo conosciuto grandi buyer e operatori del settore food che sono certamente interessati ai nostri prodotti, che sono tipici siciliani. Ricordiamoli magari quali sono i vostri prodotti. Noi siamo qui a promuovere principalmente la marmellata di fichi d'India, perché noi siamo di Santa Margherita Belice, patria del fico d'India, dove presentiamo una marmellata fatta solo con polpa dei fichi d'India e zucchero. Poi abbiamo contornato i nostri prodotti aggiungendo la caponata siciliana, alcuni patè, altre conserve tipicamente del nostro territorio. Siamo un'azienda in start-up nuova, siamo presenti in Italia e ci stiamo muovendo all'estero. Abbiamo fatto diverse fiere internazionali e questa è la seconda nazionale, quindi grazie al marchio d'Aria per averci dato quest'altra possibilità. Until then we can all do the same. I'll be right here waiting on the world to change. Come on, waiting on the world to change. Keep on Tutto Food 2015 ha visto il debutto di nuovi settori, tra cui l'ittico e gluten free, nel quale si è svolto il campionato universale, che hanno completato l'offerta della manifestazione. Diversi momenti di approfondimento hanno confermato Tutto Food come osservatorio che anticipa trend e innovazione, oltre che momento irrinunciabile di business. La prossima edizione di Tutto Food, la sesta, è in programma nel 2017, da domenica 7 a mercoledì 10 maggio a Fiera di Milano. A Tutto Food non poteva mancare Matteo, un grande amico presente. Matteo, che cosa fai? Cosa fai qua a Milano? Faccio l'animatore, artista di strada. Facci vedere qualcosa. Cosa vuoi vedere? Un palloncino? Stai attento che ti fai male. Allontanati che faccio un po' di mimica. Scommetto che sei ancora innamorato di tua moglie, giusto? Allora ci mettiamo un bel cuoricino. Uno sei tu e l'altro sono io. Ok? Ciao da Milano! Ciao da Milano ancora! Da Matteo, ciao! SOS